Palmerini, così lo leggiamo assieme. Allora, segretario Venezie, sì, per l'autogoverno. Allora, commenti alla sua presenza. La cronaca, c'è Stefano Zanetti, intanto mi mette su Facebook tripù di bandiere tricolori per i 150 anni, ma dov'era il Leone di San Marco? Questo da Portogruaro. C'entra il Leone di San Marco, Comunità Italia? No, c'entra, è una bandiera calpestata. Tutti hanno in presente cosa hanno fatto nel momento della quell'azione dei Serenissimi in piazza San Marco, criticabile o meno che sia, lo spregio con il quale quella bandiera è stata calpestata ha dimostrato uno spregio totale per la cultura e la storia veneta, che è di gran lunga, più lunga di 150 anni. Voglio dire, se noi andiamo a vedere per esempio la storia d'Italia, mentre il resto d'Italia era sotto il dominio straniero, le Venezie è l'unico pezzo d'Italia che non è mai stato calpestato fino all'Austria, fino al momento di Napoleone. Noi siamo quelli che hanno portato il Rinascimento all'esaltazione, l'abbiamo reso grande, eravamo la patria. C'è il telefono? Sì, buongiorno, Marcello. Marcello, di cosa parliamo? Io la seguo quasi tutte le mattine. Non si faccia del male, ogni tanto può anche girare canale. No. Volevo intervenire, dire una parola a quel signore, niente così, per dirgli che i suoi parlamentari che sono al governo in questo momento. Guardi che non è parlamentare il signore, e credo che sia persino antileghista, non vorrei capire male. Sì, no, ma avrà sicuramente dei parlamentari al governo. Non abbiamo nessun parlamentare. Ecco, allora, sicuramente voi vi dichiarate autonomi, ma non lo siete. Avete sicuramente dei parlamentari al governo che prendono lo stipendio dallo Stato. Perciò se non vi considerate italiani, rifiutate anche lo stipendio. Le ripeto che non abbiamo parlamentari perché non c'entra niente la Lega. Io non sono della Lega, non sono mai stato iscritto alla Lega. Non so come devo dire. Sarà un fuoriuscito, ma sarà qualcuno che aderisce alla Lega. Non sono mai stato iscritto alla Lega. Vabbè, questo lo dice lei, ma è tutto. Non sono mai stato iscritto alla Lega, le ripeto. Comunque lei sta facendo delle insinuazioni che sono dannose per tutti i cittadini che lavorano onestamente. Di quali insinuazioni parla, se lei non si sente italiano. No, io non sono italiano, non è che non mi sento. Ma questo è un problema suo. No, non è un problema suo, che lei fa parte di uno Stato occupante e invasore. No, io sono italiano e sono orgoglioso di esserlo. Ma lei può essere orgoglioso di quello che vuole, però non può essere razzista e disprezzare la cultura altrui. No, lei in questo momento si sta comportando da razzista. Ecco, sì, a posto. Sì, si sta comportando da razzista. Allora, senta, lei si prenda un libro di storia di quelli ufficiali, tipo Max Smith, che parla della storia d'Italia. Poi prenda un libro di quella storia ufficiale, tipo Lane, quindi sono tutti e due autori inglesi, sulla storia della Repubblica Veneta. Poi lei vedrà di cosa è in grado di essere orgoglioso e di cosa è in grado di essere orgoglioso un veneto, e poi ne possiamo riparlare. Insomma, come vedete, polemiche che si scatenano su questa vicenda.